Buona serata, eccoci ancora insieme con questo incontro di Koinonia, con questo incontro su Seconda Cronache. Siamo insieme con il capitolo 8. Possiamo vedere i titoli che ci accompagneranno in questo lavoro di studio del capitolo 8. Un regno ricostruito, Salomone ha veramente completato la ricostruzione del regno. Il secondo, che potrebbe essere anche un sottotitolo, il lavoro lo ha reso splendido, il regno viene reso splendido dal lavoro, anche il regno di Dio viene reso splendido dal lavoro dei suoi servitori. E il terzo titolo invece ci richiama il leader organizzatore e lavoratore. E potremmo anche mettere una congiunzione, il leader, organizzatore e lavoratore, perché è questo e quello allo stesso tempo. Il quarto titolo sul quale ci soffermeremo è che il leader è anche uomo di preghiera. Ora, non dobbiamo dimenticarci che questo libro delle cronache è un libro di racconto. È un libro in cui il popolo di Israele viene indotto ad avere memoria. Memoria di ciò che è accaduto, perché il libro delle cronache racconta quello che è successo. Quindi il libro delle cronache è un libro per gli ebrei, destinato agli ebrei, che devono sapere che cosa è accaduto durante il regno di Salomone. Questo libro viene appunto molti secoli dopo a raccontare queste vicende, e quindi sembra proprio un libro di memoria che induce il popolo di Israele a ragionare che il regno è stato splendido, ma questo splendido regno ritornerà, e la componente messianica la cultura cristiana la deve assolutamente individuare e vedere. Il regno di Cristo ci sarà, e sarà un regno splendido, meraviglioso. Il cronista non conosce Cristo, ma questa visione escatologica io la osserverei, perché mi pare proprio di comprendere come all'interno di questa narrazione ci sia un profilo molto lontano ma decisivo. E in questo senso rimando alla lettura del libro e del capitolo 8 per chiedere anche a chi mi sta ascoltando se anche tu stai vedendo, o comunque dalla lettura vedrai questo escatologico. Escatologia vuol dire il fine ultimo, e il fine ultimo delle scritture è sempre Gesù Cristo. Io anche in questo capitolo vedo questa proiezione verso Gesù Cristo, e lo chiedo anche a chi mi sta ad ascoltare, a chi vuole approfondire questa analisi, eventualmente anche a chi ci vuole scrivere, avendo ascoltato queste conversazioni, vuole scriverci una mail, e allora se ci scrive appunto noi siamo pronti ad accogliere, anche a rispondere. Magari io do la mia per il momento, vittorio_sutto@hotmail.com. Ecco, se ci scrivete e ci dite il vostro punto di vista, noi siamo lieti di ospitarvi nella nostra sede dove ci riuniamo ogni domenica, ed è in via Croazia 14 a Udine, ma anche di rispondervi. Ma appunto rispondere a quale domanda? Questa prima domanda che io mi sto facendo e sto facendo a voi tutti è questa, appunto. Sì, non Vittorio.Sutto, ma Vittorio_Sutto@hotmail.com. Ecco, comunque la prima domanda alla quale io chiedo appunto la comprensione e il coinvolgimento di tutti è questa: se si può leggere questa componente ecco, grazie, questo è perfetto. Se si può leggere questa componente scatologica, c'è un regno ricostruito che rappresenta un regno molto bello e ricco, come vedremo, ma questo regno è anticipatore di un altro regno ancora più
ricco, il lavoro di Salomone ha reso splendido. Il leader organizzatore, diciamo, è anche un lavoratore. Il leader è anche un uomo di preghiera, vedremo, no? E la preghiera accompagna il buon lavoro. Senza una buona preghiera non c'è nemmeno un buon lavoro, perché il Signore benedice ciò che noi chiediamo sia benedetto. Certo, qualche volta il Signore interviene e benedice anche quando noi non chiediamo la sua benedizione, ma soprattutto il Signore ci dà risposte quando noi chiediamo la sua benedizione. E anche questo emerge da questo regno di Davide, no? Un uomo di guerra, che diventa poi il regno di Salomone, che è proprio l'uomo di pace, l'uomo della pace, della shalom, una pace, come vedremo, molto vigilante, ma è una pace che implica il lavoro e il completamento dello Stato. Il completamento dello Stato di Israele, non infraintendiamoci, è il completamento dello Stato di Israele voluto da Dio. Non c'è nessun riferimento a cose dell'attualità, ma noi stiamo facendo un discorso squisitamente storico e spirituale, non ci siano dunque fraintendimenti in questo senso. Qui emerge insomma la ricostruzione. Osservate per esempio subito il versetto 9, anche se dopo ritorneremo un po' indietro e poi andremo ancora avanti, ma i figli di Israele, Salomone nominavi per i suoi lavori, essi furono la sua gente di guerra, capi dei suoi condottieri e comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. E questo vi voglio far soffermare un momentino su questo versetto, perché voglio dire che naturalmente questo regno è un regno di pace, ma è un regno di pace vigilata. La guerra in un certo senso c'è sempre con i popoli circostanti, ed è un po' anche quello che succede nell'attualità della vita spirituale del cristiano. Il cristiano deve vigilare perché la guerra la vive sempre, c'è sempre una tensione, perché i nemici di Cristo sono sempre al lavoro, così come i nemici di Salomone, e quindi è necessario vigilare con le guardie armate. Noi non vigiliamo con le guardie armate con i fucili e le pistole, ma vigiliamo con le armi spirituali. Il regno ricostruito è un regno che è stato reso veramente splendido, è un regno che ha diverse potenzialità che vedremo adesso alla lettura. Il cronista è un po' come coloro che inducono a riflettere sui tempi andati, leggevo in un commento. Tra le righe leggo, queste sono le premesse, no? Ritorneremo proprio perché dobbiamo veramente cogliere la valenza cristologica di questo regno messianico che è in arrivo. E allora ecco che, come gli anziani qualche volta ricordano i bei tempi della loro gioventù, anche il cronista qui ricorda i bei tempi in cui Salomone era re di Israele e in cui il regno era splendido. Ma il cronista non vuole richiamare sul fatto che il regno era splendido, bei tempi non torneranno più, come qualche volta dicono le persone che hanno una certa età. Che bei tempi che abbiamo vissuto nella nostra gioventù non ritorneranno più. Qui il cronista vuole invece far cogliere, secondo il mio punto di vista, che su questo chiedo il vostro punto di vista, che questo regno era molto bello ed erano veramente splendidi i tempi di Salomone, ma questo regno ritornerà, anzi sarà ancora più splendido. Il riferimento è appunto, come dicevo, Cristo. Attenzione al popolo idolatra, però, perché il popolo idolatra potrebbe essere
sarà senz'altro, anzi non potrebbe essere, castigato. Il cronista prova malinconia perché la fedeltà del Signore, che è il fondamento della bontà, della qualità dello Stato, è messo sempre in pericolo. E in questo senso alcuni passi li vediamo. Se noi pensiamo a questo brano e lo vediamo in parallelo con altri brani, vediamo qual è anche il rischio di idolatria che il popolo di Israele corre, e su questo rischio il cronista vuole indurre una grande attenzione. Leggiamo questo brano dopo aver brevemente pregato. Signore che sei nei cieli, noi ti preghiamo perché sia la tua parola letta, assimilata e studiata da noi con grande attenzione, con grande rispetto soprattutto sul significato delle parole. Ti chiediamo, Signore, di aiutarci ad essere lucidi, io che parlo e coloro che ascoltano, affinché ci possa essere veramente una grande benedizione nello studio e nella comprensione della tua parola. Sia benedetto il tuo nome, Signore, sia benedetta la tua parola. Ti lodiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Amen. Vado al testo. Passati 20 anni, nei quali Salomone costruì la casa del Signore e il suo proprio palazzo, egli ricostruì le città di Curam, che Curam gli aveva date, e vi fece abitare i figli di Israele. Poi Salomone marciò contro Kamat Soba e se ne impadronì. Ricostruì Tadmor e la parte deserta del paese e tutte le città di rifornimento in Kamat. Ricostruì pure Bet Oron superiore e Bet Oron inferiore, città fortificate, munite di mura, di porte e di sbarre. Ricostruì Baalat e tutte le città di rifornimento che appartenevano al re, tutte le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalli, insomma tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, nel Libano e in tutto il paese del suo dominio. Tutta la popolazione che era rimasta degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivei e dei Gebusei, che non erano in Israele, vale a dire i loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli israeliti non avevano distrutti, Salomone li impiegò per lavori servili e tali sono rimasti fino a oggi. Ma i figli di Israele Salomone non li impiegò come schiavi per i suoi lavori, essi furono la sua gente di guerra, capi dei suoi condottieri e comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I capi dei prefetti del re Salomone, incaricati di sorvegliare il popolo, erano 250. Salomone fece salire la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che egli aveva fatto ricostruire, perché disse: mia moglie non abiterà nella casa di Davide, re di Israele, perché i luoghi dove è entrata l'arca del Signore sono santi. Allora Salomone offrì olocausti al Signore, all'altare del Signore che egli aveva costruito davanti al portico. Offriva quello che bisognava offrire secondo l'ordine di Mosè ogni giorno, nei sabati, nei noviluni e nelle feste solenni, 3 volte all'anno, alla festa degli azimi, alla festa delle settimane, alla festa delle capanne. Stabilì nelle loro funzioni, come le aveva regolate Davide suo padre, le classi dei sacerdoti, i leviti, nel loro compito di lodare il Signore e fare il servizio in presenza dei sacerdoti, giorno per giorno, e i portinai, e ciascuna porta secondo le loro classi, poiché così aveva ordinato Davide, l'uomo di Dio.
e non deviò in nulla dagli ordini che il re aveva dato circa i sacerdoti e i leviti, come pure relativamente ai tesori. Così fu diretta tutta l'opera di Salomone dal giorno in cui furono gettate le fondamenta della casa del Signore fino a quando essa fu terminata. La casa del Signore fu compiuta definitivamente. Allora Salomone partì per Ezion Geber e per Elot sulla riva del mare nel paese di Edom, e Curam per mezzo della sua gente gli mandò delle navi e degli uomini esperti del mare, i quali andarono con la gente di Salomone a Ofir, presero 450 talenti d'oro e li portarono al re Salomone. Vedete questa abbondanza e questa ricchezza che si può leggere in questo capitolo, in cui si osserva questa città che debbono essere ricostruite. Probabilmente si tratta di città che sono state date a Curam o a titolo di garanzia, dice un commentatore, oppure che Curam potrebbe averle anche restituite, perché in un momento particolare della storia del popolo di Israele vi è anche questo rapporto con il re Curam. Ora, abbiamo letto che ricostruì le città che Curam gli aveva date e noi andremo a trovare questo passaggio poi più tardi, ma in questo momento io vorrei ricordarvi come il Signore degli Eserciti ha parlato, perché bisogna riflettere bene sulla condotta che il popolo di Israele deve avere. Il profeta Ageo, siamo in un momento successivo alla distruzione del Tempio, perché questo Tempio così bello fu distrutto nel 586. Il regno di Salomone, che era così rigoglioso, con i suoi successori perdette assolutamente il suo valore e fu distrutto dai babilonesi. Il popolo andò in schiavitù. Il popolo che tornava dalla schiavitù fu richiamato a fare attenzione all'idolatria, perché l'idolatria è veramente una piaga sulla quale gli israeliti spesso si confusero e si smarrirono. Il profeta Ageo, che assieme a Giosuè e a Zaccaria ritornò, perché questo ritorno fu concesso da un editto del re persiano Ciro, quindi successivamente alla distruzione del Tempio, ricorda come lo splendido regno di Salomone è stato distrutto e oggi deve essere ricostruito, lo dice Ageo più tardi appunto, con queste parole, attenzione, Apocalisse, Ageo capitolo 1, versetti 7 e 8. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta, salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa, come scusate, io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Il Signore si compiace della ricostruzione della sua casa, quella casa che era stata splendida, costruita da Salomone, distrutta, oggi deve essere ricostruita successivamente appunto a questi fatti storici che vengono raccontati. E quindi qui siamo nel momento in cui, dopo la distruzione del Tempio del 586, Ageo richiama a ridare splendore e onore alla casa di Dio. Quindi bisogna mettere sempre Dio al primo posto. La casa di Dio non significa soltanto un edificio, come letteralmente si può leggere in questi capitoli, anche nel capitolo precedente che abbiamo affrontato le volte precedenti a questa, ma la casa di Dio significa mettere il Signore al primo posto, significa cercare prima il regno di Dio. Guardiamo che cosa dice
Matteo è Gesù che parla, al capitolo 6, al versetto 33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Il Signore Gesù richiama a una sorta di vero tempio che si attua al di là del tempo storico di Salomone, al di là del tempio che doveva ricostruire il popolo di Israele dopo la distruzione di quello stesso tempio per opera di Nabucodonosor, al di là delle ricostruzioni materiali, c'è una ricostruzione filosofica, ma la parola migliore è sempre la ricostruzione spirituale. E allora il costruttore del tempio è un ricostruttore di città, ma è un ricostruttore che affronta la ricostruzione con una progettualità. E la guerra, abbiamo detto anche nell'introduzione, in questo senso è un po' sempre il filo conduttore del popolo di Israele, perché il popolo di Israele e il popolo di Cristo oggi deve essere attento a quella guerra spirituale che deve essere pronto sempre ad affrontare. Ma siamo in un tempo storico in cui il costruttore ha veramente realizzato un piano meraviglioso e le città che ha ritrovato, Kamat, Soba, Tadmor, la stupenda Palmira, Bet-Oram, 16 chilometri da Gerusalemme, Balat, città di rifornimento, sono città che aiutano a completare il senso della ricostruzione del Tempio, perché qui non ci troviamo di fronte soltanto alla ricostruzione del Tempio, che viene prima di ogni altra cosa, ma alla ricostruzione della realtà di Israele, della realtà del popolo, della vita di Israele. E quindi c'è una grande vivezza, un grande cantiere, c'è un senso aperto di ricostruzione, un fervore operativo che ci suggerisce un motivo di riflessione. La Chiesa di Gesù Cristo oggi dovrebbe essere veramente un cantiere, un fervore operativo, non una zona di comfort dove ci si appoggia e si aspetta che facciano altri ciò che noi potremmo, ognuno di noi potrebbe essere chiamato a fare. Ma la zona di comfort deve essere sostituita invece da una forte implicazione di un fervore operativo. A proposito di interessi e di incontri sociali in questa civiltà di Israele antica, voglio ricordare come la bontà dei rapporti tra i vicini ha anche dato la possibilità di Israele di crescere. Per esempio, il popolo di Israele si trovò, Salomone si trovò un grande alleato in Curam. E a proposito di Curam vorrei leggere il capitolo prima Re, il capitolo 9, tra i versetti 11 e 14. Curam e Kiram in questa edizione va bene lo stesso. Guardate un po' che cosa dice il re Salomone. Diede a ecco, non ce l'ho in questo momento sotto vi chiedo scusa che vado a leggerlo direttamente nel testo perché nella schermata non lo vedo bene. Ripeto, prima Re 9 tra gli 11 e i 14, il re Salomone diede a Chiram 20 città nel paese di Galilea. Infatti Chiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e di cipresso e oro a volontà. Chiram uscì da Tiro
per vedere le città dategli da Salomone, ma non gli piacquero, e gli disse: che città sono queste che tu mi hai date, fratello mio? E le chiamò terra di Kabul, nome che è rimasto loro fino ad oggi. Hiram aveva mandato al re 120 talenti d'oro. I rapporti tra Salomone e Hiram non si inclinarono dopo questo. Alcuni commentatori dicono che Hiram non vide con benevolenza queste città e le restituì a Salomone. Altri commentatori fanno riferimento al fatto che queste città erano state date a Hiram a titolo di garanzia e che quindi erano state restituite una volta che il diciamo così, credito che aveva Hiram nei confronti di Salomone, che era stato fortemente aiutato da lui, si fosse estinto. In ogni caso, il brano che ho letto ci mette in evidenza quali fossero i rapporti tra i due sovrani. I rapporti tra i due sovrani che sono anch'essi benedetti dal Signore, perché qui ci troviamo di fronte a una alleanza che fa bene ad Israele e a un'alleanza che nasce addirittura nel contesto di quella che era l'eredità affettiva che aveva lasciato Davide, che nei confronti di Hiram aveva avuto e nutrito una sorta di amicizia. Vorrei sottolineare ancora, e controllo i tempi perché appunto dobbiamo dire molte cose, ma alcune le potremo dire nella fase successiva se non riuscirò a dire tutto. Vorrei sottolineare nel brano che abbiamo letto anche come il versetto 7, per esempio, ritorno a Seconda Cronache 8, ci parli di una popolazione rimasta, gli Ittiti, gli Amorei, i Feresei, gli Ivei. Su questo piano vorrei che stessimo particolarmente attenti, perché c'è un richiamo ad essere attenti alle donne pagane e a essere attenti ai popoli pagani. I popoli pagani, soprattutto le donne. In Prima Re, al capitolo 11 e al versetto 4, troviamo al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei e il suo cuore non appartenne interamente al Signore, il suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Un cronista di Seconda Cronache richiama appunto all'attenzione, perché vuole dire, sempre voler dire ai suoi lettori: state attenti che anche Salomone cadde in alcune contraddizioni che già il libro dell'Esodo aveva messo in guardia il popolo di Israele e gli israeliti affinché non si contaminassero. Guardiamo Esodo al capitolo 34, i versetti 15 e 16. I popoli politeisti dovevano essere scacciati. I popoli politeisti non dovevano entrare nella vita di Israele. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici. Stiamo attenti che il politeismo è sempre sulla soglia per invadere il territorio del paese di Dio. E quindi l'attenzione al politeismo, l'attenzione a non contaminarsi con le donne pagane, ci fa fare una riflessione, perché noi abbiamo letto dal capitolo che Salomone fece salire la figlia del faraone alla città di Davide, alla casa, versetto 11, che egli
le aveva fatto costruire, perché disse: mia moglie non abiterà nella casa di Davide, re di Israele, perché i luoghi dove è entrata l'arca del Signore sono santi. E qui osserviamo questa contraddizione di Salomone, che da un lato non vuole fare entrare la moglie, che è egiziana e che quindi è di cultura pagana, nella casa dove è entrata l'arca del Signore. E dall'altro lato però lui cade nella contraddizione di scegliere questa donna di contro a quel ammonimento che era stato dei tempi precedenti al suo, che indicava come avrebbe dovuto essere attento a non cadere nei rischi o nei compromessi con l'idolatria. Allora ci troviamo di fronte a un brano che ha notevoli sfumature e molte pagine di cultura ebraica, in una visione anche cristologica, che possono essere analizzate. Certo, Salomone è anche uomo di preghiera, nonostante queste contraddizioni che abbiamo osservato, questi popoli che continuano ad abitare con Israele, queste donne che addirittura entrano nella casa, però Salomone sta attento affinché non entrino fino in fondo nella casa di Dio. Però non entrano, però entrano. Vedete questa contraddizione di fatto. Nonostante tutte queste particolarità, Salomone è uomo di preghiera, e il capitolo, andando avanti al versetto 12, ci dice: vedete che Salomone offrì olocausti al Signore, all'altare del Signore, aveva costruito davanti al portico, offriva quello che bisognava offrire secondo l'ordine di Mosè, rispettando assolutamente tutte le leggi, rispettando il giorno, quindi ogni giorno. E tra parentesi, ogni giorno noi dobbiamo offrire il nostro culto al Signore, non possiamo farlo soltanto venerdì sera o la domenica. Ogni giorno. E poi il giorno del sabato, che è un altro giorno particolare, e poi il giorno dei noviluni, nelle feste solenni, 3 volte all'anno, la festa degli azimi, delle settimane e delle capanne. E voglio ricordarvi un momentino che cosa possono significare queste feste particolari, perché ci troviamo di fronte a delle feste che ricordano le capanne, per esempio, il popolo di Israele che vive nel deserto in una situazione di precarietà, perché aspetta di entrare nella terra promessa. Abbiamo detto la festa degli azimi, la festa della mietitura, la festa del ringraziamento al Signore per i doni che dà, la festa delle settimane, detta anche la Pentecoste, che poi nell'ambito cristiano diventerà la discesa dello Spirito Santo. E quindi ogni giorno il raccolto, la Pasqua, il soggiorno nel deserto, il sabato, sono date da richiamare. E noi oggi che applicazione potremmo fare? Ogni giorno, abbiamo detto, ogni giorno dobbiamo lodare il Signore. E per quanto riguarda il nostro sabato, che diventa la nostra domenica, non dobbiamo dimenticare la domenica. L'uomo di preghiera, di culto, Salomone, sa che la domenica non va dimenticata. Lui dice, certo, parla del sabato, ma noi cerchiamo di vederlo in modo più elastico. E la domenica, del resto, è il giorno in cui il Signore, il primo giorno della settimana, il Signore Gesù Cristo è risorto. E attenzione a questo azimi, settimane, capanne, azimi, il raccolto. Quando noi raccogliamo i beni che il Signore ci dona, e Lui ci dona tutto, anche lo stipendio, gli statali lo dona il Signore, la ricchezza della terra che produce frutto la dona il Signore. Quando noi
assistiamo al nostro raccolto, noi, confrontandoci con il nostro raccolto, dobbiamo lodare il Signore e ringraziarlo. 50 giorni dopo la Pasqua. Dobbiamo ricordare la Pasqua di Resurrezione perché la Pasqua è la giornata in cui il Signore ha manifestato tutta la sua gloria risorgendo dalla morte. E quindi estrema attenzione a queste giornate che ci ricordano la Pasqua, che non è una giornata in senso datario, è una giornata che vive nella nostra intimità. Il soggiorno nel deserto. Dobbiamo ricordarci anche che anche noi abbiamo vissuto alcuni momenti della nostra vita nel deserto, fino a quando non abbiamo scoperto Gesù Cristo. E allora il raccolto, la Pasqua e il deserto sono feste, tra virgolette, che anche per noi vogliono significare delle realtà e vogliono significare che il libro di Seconda Cronache non deve essere scisso, separato dalle nostre conoscenze di cultura cristiana, perché ancora una volta scopriamo che quello che ci viene detto in questo libro ha un'applicazione anche per il nostro spirito. Dio benedice chi è uomo di preghiera, chi è uomo di gratitudine di fronte al raccolto, chi è uomo in memoria di fronte ai 50 giorni dopo la Pasqua. Dio benedice chi si rende conto di avere soggiornato nel deserto e di avere vissuto attraverso Gesù Cristo il passaggio dal deserto alla terra promessa. Dio benedice ben oltre ciò che noi possiamo credere. Efesini 3, 20 e 21. Leggiamo in conclusione: ora a colui che mediante la potenza che opera in noi può fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo. Vedete un po'? Ora colui che può mediante la potenza, mi soffermo volutamente su ognuna di queste parole, che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria. A lui sia la gloria nella Chiesa e in Gesù Cristo per tutte le età, nei secoli dei secoli. È questa una benedizione che coglie chi sa lodare Dio per il raccolto, chi sa lodare Dio per la sua resurrezione, chi sa lodare Dio perché il soggiorno nel deserto è stato un periodo, ma è passato. Oggi viviamo nella terra promessa. E ci lasciamo proprio con questo saluto bellissimo che rileggo. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Ci salutiamo dunque con questo indirizzo di preghiera. Dio benedice, e questo è il nostro saluto per chi ci segue e per chi vuole continuare il lavoro di analisi con noi, a risentirci tra qualche minuto. Arrivederci.